Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarà, qui sapere troppo. Buonasera a tutti e benvenuti a questa bella trasmissione che si propone di insegnare in maniera semplice le regole fondamentali per poter scrivere e leggere la lingua furlana. Che di notte è la puntata numero 14 e fin mai come abbiamo imparato un sacco di robe. E allora vi pensato in questa puntata di tornare a ripetere a grandi linee tutti gli argomenti che abbiamo trattato fin mai come in modo di fare il ponte di ciò che abbiamo fatto. Non si dice che molto che non resta di fare, perché comunque le tante in quello. Proviamo allora a io insieme di ciò che abbiamo chiacchierato dal corso di ben 13 puntate. All'inizio abbiamo dovuto quanto che una chiacchierata può essere chiamata lingue e abbiamo spiegato ciò che vuol dire la parola coine che tutti voi già sentite sempre chiacchierare. Abbiamo vedute quali lettere hanno aiutato il furlan a essere riconosciuto non solamente in questa regione, con la legge 15 del 1996, ma anche in Italia, con la famosa legge 442 del 1999. Abbiamo chiacchierato anche da grafia ufficiale della lingua furlana, metoda d'ume del professor Xavier Lamuela. Abbiamo marcato dopo l'attenzione sui 4 elementi caratteristici della lingua furlana. Quali sono? Vi detto che sono il pleonastico, venga sta l'indoppleamento del soggetto, io o soi, tu sei, lui, alle. Dopo vi detto che sono i suoni prepalatai, che sono tipici della lingua furlana, vale a dire il chi di chian e il gli di giat. Dopo vi detto che un'altra caratteristica della lingua furlana sono le vocali lunghe e per finire il plurale sigmatic. Vale a dire che gran parte delle parole furlane per formare il loro plurale dropping in maniera semplice come l'aggiunta di una S. Ad esempio chiase, chiases, puarte, puartes. Vi date anche una cerca di tutti i libri di grammatica che hanno fatto la storia della lingua furlana, per arrivare a quei più moderni che sono in linea con la nuova grafia normalizzata. L'ultimo dei libri che abbiamo nominato in ordine di pubblicazione è Scrivere in friulano, che è stato mettuto ad di Paolo Roseano, di Anna Madriz e è stato pubblicato per cura della Società Filologiche Furlane. Dopo parlare più a fondo in tal mondo grammatica, abbiamo chiacchierato dall'Africade sorde, che insomma è una paraulata e non è una che la definizione da lettere C. Dopo abbiamo chiacchierato dell'Africade sonore, venga sta la lettera G, e vi deduce che queste due lettere possono essere scritte in maniere differenti. Vi fate insieme anche qualche piccolo esercizio per sfranchiarsi con scrivi. Vi provate a tradurre le parole oppure a tradurre frasutte per italiano. Dopo vi chiacchierate in lung e in largo dell'accento lung, che è uno degli elementi caratteristici della lingua furlana. E viene udut tutti i casi, dove la da essi mettuto che è benedetto accento lungo. Viene anche detto che gli accenti possono essere 3, l'accento dretto, l'accento grave, l'accento champ, che è l'acuto, che viene per marcare la vertidura o la scerada delle vocali, e dopo l'accento lungo, che per italiano viene chiamato accento circonflesso e è conosciuto da tante int come la chiasuta, perché insomma è il te di una chiesa, come anche se lo disegna. Viene anche marcata l'attenzione sul fatto che in certe varietà della lingua furlana le parole che portano un accento doppio in taccoinè in realtà hanno un ditonco in queste varietà e che questo succede sono ridotte in chiarne. Per esempio la parola fred a fare freit, la parola set a fare set, la parola cur in qualche varietà a fare cour, come che davur a fare davor. Per fare di diversi, l'anno in davanti in queste diverse trasmissioni, abbiamo anche letto una poesia di Enrico Fruch,
dal titolo La Fontanute, e in grazie a queste poesie viene studiata la grammatica. Chiacchierando dopo dall'accento lungo, vengono dovuti i casi dove questo non aveva da essere droppato, e per far capire, poi dopo che il studio di una lingua non è fatto come di fadies, ma anche di divertimento, abbiamo letto insieme un conto che va fuori dal libro di Angelo Covazzi, Iacum dei Geis. Si sa che quando si studia una lingua è un gruppo importante anche tenere di voli la lettura, e perché io sconsiglio magari di togliere qualche librutto oppure qualche giornale. Se volete vedere magari una roba che siete al passo con la grafia, basta che tolese, non sai, tipo giornali come La Vita Cattolica, dove c'è il tocco per Furlan, che viene scritto in grafia normalizzata. Se invece volete leggere come per Furlan, basta che tolese un qualsiasi librutto, facendo però attenzione che se è stato pubblicato prima da grafia normalizzata, naturalmente il scrittore va scritto col suo modo di scrivere, che non è quel che viene droppato come. Dopo l'accento lungo abbiamo puntato l'attenzione anche su quel corto, che è l'accento grave per italiano, e vi ho spiegato dove che si ha di metterlo e dove che invece non va mettuto. E proprio la volta stata, l'ultimo argomento trattato, abbiamo fatto un viaggio per scoprire dove che va mettuto l'apostrofo e dai casi dove che là da venire droppato. Diciamo che la grafia ufficiale ha prodotto che si scrivono le parole in loro forme intere, quindi di non cionciale, di non cionciale mettendo l'apostrofo, ma seguendo le regole non si verrà di sbagliare. Man mano dopo che la selezione se l'avevano in davanti, abbiamo messo per un po' alla fine di ogni puntata un mood di dì, e poi dopo abbiamo cambiato che spiccio il canton con un nuovo che si chiama non così ma colà, che ci aiuterà per tutto il corso di imparare il furlan a tornare a scoprire che erano le vecchie parole che venivano droppate da nostre bellissime lingue e che qualche volta purtroppo sono state in dismente, sono state strambite o ben italianizzate. E dopo aver fatto un viaggio dal mondo delle lezioni di furlan, non state meravigliati, ma non c'è nessuna regola di grammatica, non si scrive nulla alla lavagna, alle donne non volei fare il punto della situazione per vedere ciò che avevano fatto fin mai come. Dopo aver fatto che il viaggio dal mondo delle lezioni di furlan, mi auguro che voi che avete seguito fin come a continuare a farlo anche in queste prossime lezioni e us lasci come sempre con il nostro bel canton dal no così ma colà. Ricordansi allora che non si dice tachin, si dice dindi. Auguri a tutti voi di passare una buona serata e us do appuntamento a prossime puntate per imparare in mo algo di più su le nostre belle lingue furlane. Mandi mandi. Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi quando tu sei lontano. Non tu viodarà, cui sa per troppo